Era chiaro che, come dire, questa fuga non poteva durare più di tanto, proprio perché si tratta di un soggetto non inserito in ambiti di criminalità organizzata, per cui gli appoggi esterni, anche se ci fossero stati, sarebbero stati limitati. E infatti è andata esattamente così. Non si è costituito, ma è stato prontamente individuato. Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin tra Barcis e Piancavallo, la cattura di Filippo Turetta nelle vicinanze di Lipsia, in Germania, costituisce il secondo punto fermo nelle indagini condotte dalla Procura di Venezia. Il 22enne di Torreglia ha trascorso la sua prima notte in carcere ad Halle. Sappiamo che Filippo è stato trovato in grande sofferenza, scosso dalla vicenda, ha spiegato il suo legale italiano, l'avvocato Emanuele Compagno, che non lo ha raggiunto in Germania, e lo stesso faranno probabilmente anche i suoi genitori. Ma ad attendere il suo rimpatrio sono innanzitutto i magistrati. Abbiamo fatto una riunione ieri pomeriggio, siamo in contatto con l'autorità giudiziaria del Länder, che è competente per territorio, e con la polizia tedesca. Quindi i passi diplomatici sono stati fatti. È chiaro che il ritrovamento della ragazza mutta il titolo di reato da tentativo in omicidio consumato, e quindi questo sarà rinotificato. Sui tempi dell'estradizione l'ipotesi più prudente è quella di una decina di giorni, anche se il governo ha assicurato assoluta celerità. Qualcuno parla già di 48 ore, insomma, vediamo se riusciamo a fare diciamo così, tutto quello che è necessario fare per consentire che il corso sia quanto più veloce possibile. È effettivamente un termine breve se il soggetto è disponibile a essere consegnato. Se invece non è disponibile, i tempi sono più lunghi. Però, ripeto, questo è un problema che anche noi possiamo solamente chiedere e velocizzare nel limite del possibile, anche con contatti personali con l'autorità tedesca, che è già stato fatto. Però i tempi della procedura penale tedesca sono diversi dai nostri. Certo, se i tempi fossero molto lunghi, se i tempi della procedura tedesca fossero lunghi, potremmo pensare di andare a sentirlo in Germania, però questo lo vedremo nei prossimi giorni. A garanzia dell'indagato, tutti i prossimi accertamenti potranno essere svolti solamente coinvolgendo Turetta e il suo avvocato, a cominciare dall'autopsia sul corpo di Giulia. Dall'esame autoptico, dalle verifiche sull'auto, tuttora in Germania, verranno ricavati e valutati quei dati di fatto che serviranno a ricostruire quello che è accaduto nella settimana tra la scomparsa della vittima e l'arresto dell'ex fidanzato, e a contestare un'eventuale premeditazione su cui la procura non si sbilancia. L'invito di Cherchi è a lasciar lavorare serenamente gli inquirenti. Ma anche da parte dell'opinione pubblica, che deve frenare un momento questa partecipazione emotiva che può creare e che sta creando anche qualche difficoltà, non, ripeto, alle indagini, ma alle persone coinvolte, ai genitori dell'indagato, e questo non è un fatto positivo. Le indagini si devono svolgere in maniera corretta.